Buonasera a tutti ragazzi, anche stasera si schiatta da caldo, non ci stanno santi, qua purtroppo si muore da caldo, non vuole proprio piovere, beata a voi che a nord molti di voi dicono che sta piovendo, qua invece niente, stiamo squagliando come sempre, stasera neanche un po' di vento, quindi stasera fa le stelle, quindi nulla da fare, neanche con la danza della pioggia si va avanti qua. Non si muove proprio nulla ragazzi, proprio fermo. Il tempo sembra fermarsi, pare che stiamo in Africa qua. Non lo so, stasera proprio è pazzesco. Come potete vedere, nuvole zero. A Torino piove, a Milano piove, solo qua non fa nulla, no? Stasera nemmeno la luna ci sta, figuriamoci. Solo calore e basta ragazzi. Una cosa davvero pazzesca, come potete vedere ragazzi, neanche la gente in strada ci stava troppo caldo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona notte, sperando che riusciamo a dormire un po', ma credo che si vada tardi pure stasera perché non si può andare a letto presto qua, perlomeno per il momento no. Poi a volte sta piovendo da te, qua no, quasi muore, anzi si schiatta veramente. Fa paura proprio. No, allora solo Piemonte e Lombardia piove. Quindi stiamo inguaiati proprio, no? Qua no invece, qua fa proprio caldo. Esagerato proprio. Alessandro parlava, qua piove, quell'altro qua piove. E qua si suda, vabbè. Ognuno ha qualcosa. Mamma mia, stasera non ce la faccio. Sì, sì, si divertono, sì, sì. Ma che incomincia a piovere qua e poi là incomincia a dire fa freddo, facciamo due risate. Quando qua sarà normale che farà fresco, là farà la neve e diranno mamma mia non possiamo uscire da casa e tanto mi faccio due risate. Tanto qua per quando vuole fare freddo stiamo normali. Invece loro fa freddo freddo. Sì, sì, a parte la nebbia. Però qua il clima autunnale è buono. Invece loro ho giubbina, di giubbine. Qua no, qua stiamo bene in senso 10-12 gradi, 8 gradi, 7 gradi. Sono stato a Torino meno 4, meno 8, meno 10, Milano non ne parliamo proprio. Vabbè, il Friuli Venezia Giulia credo che sia uguale, visto che state proprio ai confini anche voi. Quindi secondo me anche non nevica mai, è strano. Pure state vicino ai confini. Io sono passato in Trentino Alto Adige l'anno scorso, il primo di ottobre, che sono entrato ai confini a Trento e ci stava il ghiaccio per terra. Primo ottobre, quando sono tornato dalla Finlandia. Ah, tu stai in pianura, quindi non stai proprio in città, diciamo, diciamo proprio la capitale del Friuli. No, diciamo stai più in pianura, non nella città. Quella quale è... Ah, è un paesino, non è, diciamo, una città proprio. Quello qual è la città, quella lì in Friuli, quale ci sta? Non mi ricordo, mo. Non ci sono mai stato lì. In Lombardia sono stato a Verbania, a Trieste, sì, sì. Quindi tu stai molto più lontano da Trieste, in effetti. Mamma mia, non si muove una foglia stasera. Esagerato. Secondo me pure da Elena sarà così sicuro.
anche se ad Avellino di solito. Lo so che non andate d'accordo, lo so. Triestini e friulani, se a un friuliano, diciamo a un friuliano dici che è triestino si arrabbia, questo lo so. Eh, ma tu sei triestino allora, avvocato? Triestina doc. No, è come a noi qua, diciamo, noi pure bisticciamo Salerno e Napoli, no? Se tu dici, se mi chiami napoletano, noi ci offendiamo noi di Salerno, perché noi diciamo non siamo napoletani, siamo salernitani. Oppure quello come di Avellino, che ci prendono in giro, che ci chiamano pisciaiuoli a noi, perché abbiamo il mare. Allora noi ci chiamano pisciaiuoli, invece noi quelli dell'Avellino li chiamiamo gente di terra, capisci? Perché hanno la terra loro. Quindi per noi sono come dire zappatori. E noi diciamo, capite? Diciamo voi zappate la terra e invece noi ci abbiamo il mare. Questa è la rivalità che ci sta fra, diciamo, Avellino e Salerno calcisticamente. Diciamo a quelli di Avellino, di che voi avete le montagne, zappate la terra, invece noi abbiamo la città, abbiamo il mare e questa è la rivalità. E allora ci chiamano pisciaioli perché giustamente qua si vive col pesce, in effetti scendi al porto e puoi comprare le alici, le orate, vai giù al porto, le compri da quello sulla barca, quindi perciò ci chiamano pisciaiuoli. Però non hanno capito che mangiamo bene perché tu scendi vicino alla barca e compri pesce fresco, quindi al finale, come dico io, se lo sognano fresco loro. Mentre non arriva ad Avellino, già è congelato che è congelato e congelato. Invece qua noi scendiamo vicino al porto e ci sta e ci sta quello che te lo vende fresco proprio che si muove. In effetti qua ad esempio mo in questo periodo qua le seppie, i polipi vivi, io ti parlo vivo, sulla barca vai a porto, mi paghi 10 euro a chilo, però tu vai a casa che ci giochi ancora con queste camminano nell'acqua se metti l'acqua di mare. Neanche al congelato lo paghi 10 euro. Quindi diciamo che poi ci sono le cicale che si comprano, più o meno te le fa 6-7 euro a chilo, però si muovono, sempre io parlo di roba viva proprio. Allora perciò loro stanno sta cosa che si chiamano pisciaiuole a noi. Però è pur vero che quando è Natale vengono a comprare da noi. Quindi a Natale vengono da noi. Sì, sì, vero, King. Stanno le barche qui che arriva il pescatore che ha tirato la rete, diciamo. C'ha i polipi, adesso ci sono le seppie. Poi sono a periodi, capisci? Adesso ci sono le alici di Cetara, quindi puoi trovare le alici di Salerno che sono azzurre, azzurre, azzurre. Quindi diciamo le paghi poco rispetto al supermercato, al congelato. Diciamo che un polipo vivo tu lo paghi 10 euro a chilo. Pensa che quando il pescatore lo prende, qualche volta faccio una diretta quando vado lì, si attacca vicino alla mano del pescatore e non si stacca perché quello c'ha le ventose e si proprio si azzecca, come dico io, vicino alla mano e non si toglie. Te lo mette in busta, te lo pesa e 10 euro a chilo comunque. Poi a casa il problema è di ammazzarlo poi. No, no, ti rimane dei segni tipo rotondi vicino al braccio, ma non ti fa male. È come delle ventose in effetti, ma non ti fanno male. Sì, quando fai tipo... ma non è che ti fa male in effetti, non morde. Invece la seppia devi fare attenzione perché c'è il becco, quindi non devi mettere il dito in mezzo alla bocca perché c'ha un becco che è come un pappagallo. E se salta fuori lo vai a prendere per la strada, avvocato.
Solo la seppia devi fare attenzione perché c'è becco, poi c'è un becco maturo, ti giuro. È capitato che a qualcuno ha saltato un pezzo di dito, eh. La seppia è pericolosa, quindi io quando la compro fresco, sai che faccio? La congelo prima e poi la uccido, cioè la uccido morta. La congelo viva e poi la pulisco, diciamo. E così faccio con il polipo, in effetti, perché se no è un casino, quello si muove, e come fa? Lo lasci per te, l'avvocato è sempre esagerato tu. No, a parte che ti dà una busta bella resistente, quelle là bianche trasparenti dure, quindi non scappa. Il problema è che se vai a casa e lo metti nel lavandino, e quello cammina per casa, che fai? Tu avanti e poi dietro, che fai? Vi date la corsa? Giochiamo a nascondino? A me è capitato una volta, è capitato, sai che cosa è capitato a Natale? A Natale c'è la fissazione e chiami i pompieri. Avvocato sei sempre esagerato tu, mamma mia. Una volta è capitato che ho comprato il capitone, cioè l'anguilla, perché qua è tradizione a Capodanno, a Natale, mangiare il capitone, l'anguilla. Me l'ha data via giustamente, no? E io l'ho messa nel lavandino e speravo che moriva. Quindi aspettavo, vado nel lavandino, avvocato, non trovo più l'anguilla. E di che stiamo? Siccome quella può passare anche nei tubi, però io avevo messo il tappo, quindi non poteva passare nel tubo del lavandino. Ho detto, "E dove sta anguilla?" Comunque abbiamo fatto la corsa a casa mia, qua. Abbiamo dato la corsa all'anguilla per tutta la casa per 3 ore. Dopo ha lasciato una bava per terra che non ti dico. Perché ci è venuto perché quando tu la prendi l'anguilla, quella ti scivola da mano, non la riesci ad afferrare. Nel lavandino. È riuscito a salire e a uscire fuori. Ho dato la corsa per la casa, sotto al letto, sotto alla cucina. Oh, mamma mia, è stata una guerra. Alla fine sai che ho fatto? Ho preso una pezza vecchia, diciamo, uno straccio vecchio. L'ho messa nella busta e l'ho buttata nel congelatore. La mattina dopo poi l'ho fatta a pezzettini e l'ho fritta poi. Quindi oramai quando vado a porta e compro roba fresca la congelo prima e poi dopo la faccio fuori. Perché lì non te le pulisce perché ci stanno un sacco di persone, quindi non te le può fare anche lui. A volte capita che non ci sta nessuno, te lo fa pure, però di solito è sempre pieno, quindi non ha tempo per pulirtele. Poi ogni volta che vado mi regala sempre un po' di frittura a livello di pesciolini, sai, quelli là piccoli, no? E in effetti è questa la cosa, perciò a noi ci prendono in giro che siamo pesciaiuoli, come dice Elena. E invece noi da canto nostro, quando ci attacchiamo con quelli dell'Avellino, dicevo, voi avete la testa, zappate. E questa è la cosa, diciamo, come voi con i trestini, che non vi sopportate a vicenda, diciamo. Non mi ricordo com'era, è meglio un friulano sullo specchio, una cosa sull'uscio. Ci stava un proverbio che mi avevano detto, meglio. Sì, sì, lo Stromboli, poco fa un esperto ha fatto una dichiarazione sull'IGV e lo avevo letto poco fa e ho fatto il video, sì, sì, ha detto che è pericoloso ancora, è meglio diciamo, monitorare la zona ma con H24, quindi deve essere monitorato 24 ore su 24 perché può esplodere da un momento all'altro, quindi non si fida perché ci sono troppi sismi di bassa magnitudo e può capitare che può provocare anche uno tsunami, quindi diciamo proprio ha messo a suo agio tutta la popolazione più o meno. Purtroppo è la verità, quindi non si può fare nulla. Non mi ricordo, avvocato, stava un proverbio con qualcuno meglio sull'uscio, una cosa di questa. Un friulano sull'uscio, non mi ricordo, stava un detto che di due che non si. Lo devo trovare questo detto, qualcuno me l'aveva detto su.
sì, l'ho visto la Skylab, sì, sì, l'ho visto. Quindi in effetti già vedo la scena, Pocatella col polpo in casa che fugge, chiama i pompieri, va. Brava, eh. Sì, sì, mi ricordavo, il livornese sulla porta, sì, è questo qua, sì. Mi ricordavo che avevano questa cosa, meglio un morto in casa che sull'uscio della porta, sì, era questa qua. Ciao King, ciao. Esagerate però. Buonanotte King. Vabbè, allora se passa per il Friuli Venezia Giulia ti porto un polpo vivo, così ti diverti a giocare in casa. E poi chiami i pompieri. Sì, no, metto l'acqua di mare così resiste da Salerno da te. No, lo metto in, sai, ci sono i contenitori delle olive, no? Lo riempio di acqua di mare, lo metto dentro, poi vengo a casa, lo metto per terra e me ne vado. E ti saluto. E poi chiami i pompieri, va? Mamma mia, sai che succede? Te pareva, eh. Vabbè, avvocato, buona serata. Buona serata a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi, può darsi. Tanto non credo che riuscirò a dormire per sto cover. Ci sentiamo dopo. Ciao avvocatello, ciao Lupus. Ah, ecco qua, un morto in casa che un pisano all'uscio. Hai ragione Lupus, era così, eh. Mi ricordavo sta fatto che preferivano i morti in casa e non un pisano sull'uscio. Figurati come si vogliono bene. Ma pure i triestini e quelli friulani sono la stessa cosa. Non si sopportano proprio. Difatti, pure te l'avvocatella ha detto che è di Trieste. Mo si... avvocate, tu sei di Trieste centro proprio. Io sapevo friulano, vabbè, non fa niente. Sono friulano. Carta d'identità, non mi interessa, per me sei triestina. È vero, Lupus? Avvocatella è triestina. Sì, sì, e poi come diciamo noi qua, in effetti si schifano proprio. Diciamo come a noi, diciamo a quelli di Avellino, proprio ci schifiamo a vicenda. È più forte, anche con i napoletani. Se io vado a nord, no? Mi dicono, oh ma tu sei di Napoli. Io gli dico, no, no, non sono di Napoli. Io sono di Salerno. Cioè, quando vado a nord, a Torino, a Milano, e mi sentono parlare, dico, ehi, ma Napoli, ma qua Napoli. Non ti permettere proprio, faccio, io sono di Salerno. E vabbè, Salerno, Napoli, no, non è lo stesso, faccio io. E così è come i triestini con i friulani, i pisani con è uguale. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo. Tanto ad andare a dormire non ci vado. Per stu cover. Ciao, Amelia. Buona serata, ragazzi. Ciao a tutti.